Non è facile inquadrare la mia arte. Preferisco tenermi libero, lasciarmi le mani libere. Preferisco realizzare ciò che sento, ciò che provo, così come viene. Lo spirito artistico, secondo me, non va incanalato, non va represso. Credo veramente che sia un grande valore la libertà artistica, la libertà culturale, la libertà intellettuale.